bambini e tutti veramente ragazzi che effettivamente Zenzero e Lemone ci insegna che tutto il mangiare viene esattamente da... E invito a tutte le maestre, professori, in qualsiasi punto di riferimento delle scuole, che insegnano veramente che il mangiare effettivamente lo produce la terra. Che oggi come oggi tutti questi bambini della prima elementare, dell'asilo, si deve spiegare la cosa principale, fondamentale della vita. La cosa principale, fondamentale della vita è il mangiare e non sono i soldi. Questo è un orticello di zenzero e limone. Morale della favola: dovete portare tutti motorini e compagnie belle. Dovete credere che nella campagna ci sono gli alberi d'olivi, il mantorleto, ci sono i fico d'India, ci sono il benessere dove effettivamente la terra produce. La colpa l'hanno i genitori pure, e pure tutti questi cellulari oggi come oggi, che non ci insegnano veramente tutto questo, che il mangiare è principalmente dalla terra. Io sono Zenzero e Limone e sono arrabbiato. Morale della favola: morale della favola, non sapeva che la telecamera si girava. Io sono moltissimo arrabbiato perché, vivendo in Sicilia, c'è un frutto chiamato fico d'India dove ho spiegato tante priorità. Ci sono alberi d'olivi, alberi di mantorleti, non ho gli aranci. Però Zenzero e Limone inoltre veramente il benessere. Inoltre la colpa la va a scuola, lo dico sempre che la colpa la ce l'ha la scuola, che in quanto mai non ha mai spiegato che il pane viene dalla terra. E io invito a tutti i professori, a tutti veramente, che portare tutti dalla scuola, portarli direttamente in campagna e farci un po' di teoria, un po', no carta e penna, ci vuole teoria in senso pratica, portarli direttamente a capo, darci lo zappone ai bambini e farli seminare direttamente, impararci, diciamo, come si lavora la terra, perché la terra ci viene o pane. Ok, io effettivamente Ricciotti sono fiero di quello che faccio. Non so se continuerò a fare social, ma mi sono stancato. Trasmetto su YouTube perché sto dando, non dico una lezione, un po' di calmata a tutte quelle persone frustrate veramente sui social. YouTube è la quarta volta che io intervengo e faccio la diretta. Penso che effettivamente, non so che ci sono i 007, che io ho detto che devo staccare la spina su Facebook, Instagram, TikTok, perché è importante che io mi devo rilassare e pensare alla mia famiglia, perché ci sono tanta cattiveria, dove è sottoscritto Zenzero e Limone, inoltre il benessere, inoltre le tisane dimenticate, diciamo, che avevano introdotto i nostri genitori. Morale della favola: Zenzero e Limone è in diretta per insegnare veramente tutto quello che si è perduto durante il percorso di questi anni. E ancora ci sono i genitori che ancora non comprendono che i propri figli, il futuro è questo: insegnarci, diciamo, dove viene o mangiare. Il futuro è questo, picciotti. Io sono qui di sera, relax. Mi viene voglia di fare una diretta live su YouTube in cui
su Facebook, il TikTok sta diventando una cosa veramente vergognosa contro i miei confronti. È giusto che ce la creda, che è giusto, ma le parole, diciamo, d'offese mi fanno male, perché sono io fatto di carne e ossa. Io non guadagno niente, non sogno né VIP e né bevo e né mi imbriaco. Io inoltro la campagna, il travaglio, ho inoltrato il benessere della fico d'India, le carose, diciamo, c'è da insegnare tutti i prodotti della nostra bella campagna, della nostra Sicilia. In sostanza, chi mi vuole ascoltare si possono andare a vedere tutti i miei video che io ho inoltrato, veramente insegnato come si travaglia, come si pianta una piantina, e insegnare a questi bambini, a questi ragazzi che effettivamente un pane viene dalla terra. I sordi non li potevo mangiare, ci vuole la manodopera, picciotti. Un saluto da Zanzara all'amore, con tanta nostalgia, con tanto dolore, con tanto veramente mi dole il cuore che un sogno più spesso dai social, perché effettivamente certo non mi ha fatto male, 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 male. Sogno, qualcuno mi può dire: perché stai su YouTube?" Su YouTube è una cosa silenziosa, non va chiasso, non va baccano. 'Sto video magari lo rivedranno se lo vogliono vedere, che m'hanno a cercare, mentre su Facebook o volare su TikTok, qualcuno magari ci va, io mentre che scorrono mi vedono, ci pozzo fare antipatia, ci pozzo fare caso geloso, cioè o volare so curioso italiano e mi critica e mi dicono parole. Su YouTube invece è del mio canale, che resterà 'sto video, cui aveva piacere di vederlo, ammacca il bottone e ascolta tutti i consigli da Zenzero alla Mona. Così è. Un abbraccio veramente con tutto il cuore, che Dio vi benedica. Un abbraccio a tutti. Non si stacca qua.